Ditemi voi quando è pronto. Bene, un buongiorno, un benvenuto a tutti, in particolare a Filippo Pozzato, PP Events, penso ormai realtà che si è dimostrata con qualità nel panorama organizzativo a livello nazionale, anche oltre di eventi del mondo del ciclismo, e quindi come l'anno scorso anche quest'anno presentiamo una serie di eventi che già a livello internazionale, lo dico perché quando vediamo i calendari nella Lega Ciclismo Professionistico Italiano, questa viene definita anche dall'UCI la settimana veneta del ciclismo. È già incardinata ed è già, diciamo, identificata come un evento che comunque vede una serie di gare di alto livello che caratterizza la fine stagione nel mondo del ciclismo professionistico. Quest'anno c'è anche un'aggiunta importante, l'Europeo Gravel, che si terrà in una location nuova per quanto riguarda questo tipo di manifestazione, quindi l'altopiano di Asiago, quindi una cosa nuova che sicuramente riscuoterà il successo, l'interesse, io mi auguro anche il successo, l'interesse sicuramente di tanti appassionati che guardano a questa nuova disciplina come effettivamente un modo diverso di fare agonismo, un modo diverso anche di andare in bicicletta, e il successo delle vendite, l'attenzione che le case produttrici mettono appunto nel settore gravel penso sia sotto gli occhi di tutti. Però torniamo appunto a questa serie di eventi che appunto partiranno con la gara ufficiale domenica prossima da Asiago, ma che poi vedranno in tutta la settimana una serie di appuntamenti importanti, dal Giro del Veneto a Serenissima Gravel a Veneto Classic, che saranno seguiti anche con un'attenzione particolare dalla RAI, grazie al lavoro iniziato da Germano Racchella quando era onorevole e continuato negli ultimi tempi da altri, che ci permetterà di avere anche una vetrina nazionale sulle reti più importanti, che daranno il giusto rilievo, il giusto diciamo così, anche risalto ai nostri territori, alla nostra fascia sia montana che pedemontana del Veneto, ed è quello che come regione da sempre spingiamo, perché pochi sport come il ciclismo riescono a mettere in evidenza le qualità e le eccellenze di un territorio con appunto secondo me anche attenzione particolare magari ai piccoli e medi centri che normalmente non hanno questa attenzione a livello nazionale. Io passerei la parola a Filippo Pozzato, diciamo ingranaggio principale di tutte queste iniziative e eventi che vedranno protagonista il Veneto nelle prossime settimane. Filippo, prego. Beh, grazie Presidente, grazie a tutti. Io prima di tutto volevo portare, come ha detto il Presidente, PP Events stiamo pian piano crescendo, stiamo entrando nel mondo anche internazionale, però anche il discorso dell'Europeo Gravel è un grazie a Fiandre Classic. Io porto i saluti oggi di Thomas van der Spiegel, che è l'amministratore delegato. Purtroppo oggi non poteva esserci perché abbiamo cambiato un attimo all'ultimo e quindi non riesce ad essere qui oggi, però l'ho sentito stamattina e volevo portare un ringraziamento a tutta la regione, perché come ben sapete abbiamo portato il primo mondiale gravel in Veneto, siamo riusciti a portare l'Europeo quest'anno di nuovo su Asiago, località che la regione ci crede molto, ci credeva già da prima e già da qualche anno che stiamo parlando, perché c'è comunque una forte possibilità di attrazione turistica per quanto riguarda la bicicletta. Come mi diceva Thomas prima, la cosa che voleva sottolineare è proprio l'attenzione di questa regione, che insieme alla Spagna è quella che sta portando in alto l'evoluzione del gravel. Quindi un grazie da parte loro alla Regione Veneto, che è stata la prima a crederci, la prima a investire. Un grazie ad Asiago, che è sicuramente una vetrina importantissima. Valutavamo prima
tecnicamente il percorso di ieri del Mondiale in Belgio e quello che i belgi hanno già visto qui su Asiago, mi dicevano non c'è sicuramente paragone per quanto riguarda il paesaggio, la cultura e tutto quello che ruota attorno ad Asiago, quindi loro sono contentissimi di aprire una strada su Asiago e vorrebbero diventasse solo la prima pietra di una grande costruzione che si può fare su Asiago, perché comunque a livello turistico penso possa essere fondamentale ed è quello che insieme alla Regione dal 2020 stiamo cercando di portare avanti, far vedere con le corse più importanti tutto quanto quello che di buono c'è su questo territorio veneto e quello che offre. Quindi un grazie all'amministrazione di Asiago, alla Regione che ha reso possibile questo campionato europeo e speriamo nel tempo, perché è una parte fondamentale. In questi giorni non è stato bellissimo, però siamo fiduciosi insomma per la settimana prossima. Io vorrei dare la parola a Franco Sella, assessore allo sport. Filippo prende il posto centrale e adesso si alterna con le varie amministrazioni. Il meteo sicuramente è fondamentale per la buona riuscita di una gara ciclistica, però abbiamo visto anche sabato mattina che nonostante qualche goccia di pioggia avesse rallentato un po' la partenza della Via dei Berici, il successo con 500 partecipanti che hanno calcato le colline vicentine, appunto tutti su gravel o qualche mountain bike in mezzo, fa capire quanta attenzione c'è su questo mondo. Pippo al centro e alterni tu gli amministratori. Grazie. Grazie mille. Sì, prego Franco. Saluto a tutti, io porto ovviamente il saluto da parte di tutta l'amministrazione comunale di Asiago. Su questo progetto ci abbiamo creduto dall'inizio e abbiamo anche subito coinvolto gli altri comuni dell'altopiano e non solo, perché è un progetto che, come ha detto appunto prima Filippo Pozzato, potrà avere sicuramente uno sviluppo turistico importante per tutto il nostro territorio e non proprio per tutto quello che può offrire in termini di biciclette e gravel. Quindi assieme alle amministrazioni comunali di Roana, Lusiana, Caltrano e Lugo e Calvene ci siamo subito dati a fare proprio per andare a promozionare questo percorso che è già utilizzato tantissimo sia dalle persone che utilizzano la mountain bike ma anche già da tante persone che utilizzano il gravel, per andare a promuoverlo, perché è un percorso bellissimo dove ci sono dei paesaggi incredibili e sicuramente per il futuro potrà avere un indotto importante in termini turistici ma sportivi. E quindi io ringrazio comunque Filippo Pozzato per aver portato avanti questo progetto, la Regione Veneto che l'ha appoggiato, noi ovviamente abbiamo fatto la nostra parte, però tutti i collaboratori, i volontari, abbiamo trovato veramente tantissimi volontari che ci daranno una mano su questo evento sportivo. Grazie. No, grazie a voi, io ci tengo a ringraziare, visto che è qua anche Loris, che ci ha dato una grossa mano, anche se non fa parte dell'amministrazione, ma è stata una pedina fondamentale dello sviluppo del percorso e di tutto, quindi grazie, perché non faceva parte del team nostro di PP Sportivens, però ormai è uno dei nostri, perché noi facciamo conto su di lui, su Asiago, senza interferire, quindi grazie mille grazie mille per tutto l'aiuto che ci avete dato e per quanto di buono avete fatto fino adesso, perché vi posso garantire che non ci sono tante amministrazioni che si muovono come vi siete mossi voi, quindi speriamo sia l'inizio di un percorso veramente importante. Grazie. Passiamo dopo alla settimana veneta, come l'ha chiamata il presidente Ciambetti prima, Ride Dreamland, progetto che è partito nel 2021, anzi nel 2019, quando abbiamo portato qui in regione l'idea con il presidente Luca Zaia, che ci ha creduto fin da subito e poi ci ha chiesto anche di svilupparla con Giro del Veneto. Noi ci siamo inventati anche la Serenissima Gravel, abbiamo fatto la pedalata, la Veneto Go, ma diciamo che il progetto iniziale è un po' la Veneto Classic, però partiamo con il Giro del Veneto, che è una corsa storica, quest'anno sarà l'87esima edizione. Per noi è un motivo di orgoglio averla presa in mano dopo che Luci Padovani l'aveva un attimo abbandonata per problemi di risorse, di riprendere risorse per farla e quant'altro. La Regione ce l'ha chiesto, siamo riusciti a rimetterla in piedi. Quest'anno siamo riusciti a unire
Verona e Vicenza, che storicamente a livello di calcio non vanno d'accordo, noi li abbiamo cercati di mettere insieme, grazie anche all'amministrazione di Vicenza che ci ha collegato molto bene su Verona, e l'idea è quella di fare un passaggio con gli arrivi. Quest'anno si partirà da Verona per poi entrare sui Colli Iberici, fare il circuito finale di Monteberico, dove lo faremo 5 volte, quindi 6 passaggi, che per il pubblico è una cosa sicuramente interessante e spettacolare. L'anno scorso di mercoledì c'era veramente tanta gente, quest'anno stiamo cercando di spingerlo ancora di più. 6 passaggi. Vicenza ci crede tantissimo su questo arrivo, perché vuol farlo diventare, come il Giro dell'Emilia, il San Luca, un arrivo iconico dove tutte le corse possono finire lì, e quindi il progetto che sta andando avanti già da 2 anni è un progetto che si sta rilevando vincente, visto che loro hanno voluto farlo lì, e magari ci sarà anche qualche altra bella sorpresa per l'anno prossimo che lascerò dire all'amministrazione. Oggi non sono presenti perché purtroppo erano a Roma, però porto i saluti del sindaco Giacomo Possamai, dell'assessore Leone Ziglio, insieme a Damiano Tommasi, sindaco di Verona, che oggi sono su Roma e quindi non possono essere qui. Comunque Giro del Veneto, che sarà sicuramente una bellissima vetrina, sarà l'apertura di Ride the Dreamland della settimana veneta, come si diceva prima. Passeremo poi con la Serenissima Gravel, che noi abbiamo sempre fatto tenendo presente Cittadella che ci ha sempre aiutato e ha fatto il primo arrivo del mondiale Gravel. Sul Gravel, diciamo, sono stati un po' i pionieri come amministrazione su questa corsa, che sta prendendo sempre più piede. Quest'anno ci sarà partenza e arrivo da Cartigliano, che Germano ha voluto fortemente partenza e arrivo su Cartigliano, a parte gli scherzi. Germano Rachella, che è il sindaco di Cartigliano, è sempre stato vicino a noi fin dall'inizio, quando era a Roma come onorevole, è sempre stato uno di quelli che ha appoggiato il territorio, specialmente il territorio di Bassano, è quello che tiene un po' il timone di tutti quanti i comuni, cerca di tenerli uniti per far sì che la squadra possa essere vincente e fare una forza tale che tutti quanti si riesca a fare un evento che sia veramente bello. Quindi lascio la parola a Germano per ringraziarlo dell'ospitalità che ci darà su Cartigliano, perché comunque già l'anno scorso in villa siamo ormai di casa, perché facciamo un po' come se fosse casa nostra, quando invitiamo tutti gli sponsor e amministrazioni per far vedere i numeri che facciamo durante Ride the Dreamland, durante questa settimana. Quindi la parola a Germano per questa Gravel, che anche quest'anno sarà sicuramente per i professionisti, ma anche per gli amatori, come abbiamo cominciato l'esperimento l'anno scorso, come il mondiale, come l'europeo, come le Gravel Series. Stiamo facendo anche noi su Serenissima, dare l'opportunità agli amatori di confrontarsi con i professionisti, e penso che questa sia la cosa più bella e più avvincente. Sì, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, che dire, noi fortunatamente per ora il maltempo ci ha risparmiato dall'esondazione del fiume Brenta, però è arrivata l'onda Pippo Pozzato a Cartigliano, che vi assicuro non è cosa da poco, anche perché con l'entusiasmo che ci mette nell'organizzare i propri eventi è un qualcosa di eccezionale. Per Cartigliano è un momento eccezionale. Io, oltre che essere un grosso appassionato di ciclismo, perché l'ho fatto anch'io a livello agonistico per ben 10 anni, credo al ciclismo come motore trainante per il nostro territorio, per il turismo del nostro territorio. Basti pensare, vedo l'amico Enrico di Colceresa, che ora la Tisa la conoscono in tutta Italia e non solo. Un piccolo comune, un piccolo ma grande comune, dove ha 300 metri, sono 300 metri se non sbaglio, la Tisa, che tutti la conoscono. È qualcosa che noi sindaci ci dobbiamo porre una domanda: e perché, come ha detto prima Pippo, sto cercando di mettere assieme tutti i sindaci del territorio per approfittarne di questa opportunità che è la settimana del ciclismo veneto? Perché è una magnifica realtà. Dobbiamo capire noi sindaci del territorio che veramente ora come ora il ciclismo è una risorsa fondamentale per proporre il nostro territorio. Basti pensare quando tutti gli automobilisti che ci odiano il sabato e la domenica perché invadiamo le strade del Veneto, ma sono migliaia, milioni di ciclisti che hanno questa passione. E dunque
è un'opportunità che noi non possiamo perdere. Io ringrazio Pippo perché mi ha fatto questo grande regalo, la Serenissima Gravel. È un modo per pubblicizzare il nostro fiume Brenta, la nostra oasi veneta del verde, perché è un'oasi, vi invito a venirla a visitare. È un'opportunità meravigliosa non solo per Cartigliano, ma anche per Tezze, per Cittadella, tutti quei paesi dove la Serenissima Gravel passa. E se noi riusciamo a fare squadra come territorio, che ogni comune mette del proprio, dove c'è il patrocinio, dove c'è anche il nome di Cartigliano nel Giro del Veneto, anche per Cartigliano sarà un qualcosa di spettacolare per essere protagonista di questa settimana meravigliosa. Dunque io ringrazio Pippo per questa grande opportunità che ci dai. Sì, è vero, sei un'onda, perché quando trovi il comune amico lo travolgi, però sono convinto che nessuno di noi ne esce ferito, ma ne esce più forte di prima. Grazie infinite. Grazie a voi. E, vabbè, dopo la Serenissima abbiamo Venet2Go, che per noi non è una gran fondo, ma è una social ride, è un'esperienza che vogliamo far vivere sul territorio bassanese in questo caso, perché rispecchia un po' quello che è la Veneto Classic, quindi mettiamo dentro tutte le salite che verranno fatte dalla Veneto Classic. Quest'anno partiremo sempre da Bassano e finiremo su Bassano, non nel centro città, perché al sabato c'è un po' di problema tecnico per quanto riguarda il mercato sulla piazza di Bassano, però abbiamo trovato una soluzione che secondo me è molto buona, quella di partire dalla villa e arrivare lì dove c'è posto per parcheggiare, c'è posto per fare la colazione iniziale che noi facciamo sempre con questa pedalata, questa social ride, per fare la festa finale con il pasta party e quant'altro, ma per scoprire anche tutte le salite che noi abbiamo. Quindi faremo la Rosina come prima salita, che non può mancare, ed è un po' l'istituzione, diciamo, del ciclismo nel nostro territorio, per poi andare a Colceresa a fare la Tisa, che tutti gli amatori vogliono fare per provare a cimentarsi come i professionisti che la faranno il giorno dopo. Ritorneremo dall'altra parte per fare Diesel Farm, che è un po' la novità che abbiamo inserito 2 anni fa e che piace a tutti. Anzi, voglio ringraziare anche Renzo Rosso per l'opportunità che ci ha dato di scoprirla. All'inizio ci ha chiesto di passare per pubblicizzarla con tutto quello che produce all'interno, con tutti i suoi vini biologici e quant'altro. Adesso c'è anche l'agriturismo, quindi ha ricostruito tutta quanta la strada. Siamo riusciti a metterla a posto in modo che sia accessibile a tutti quanti i ciclisti, e anche lì dopo la prima volta ci sono un sacco di ciclisti che passano su, quindi per la gioia di Renzo, diciamo, siamo riusciti a fare qualcosa di buono anche lì. Finendo poi sull'altra salita finale, quella di Contrasso Arda, come quindi il Giro del Veneto, quindi gli amatori avranno 2 possibilità di circuito per fare quello un po' più corto sui 50 km e quello un po' più lungo sui 90 km. Quindi ecco, questa sarà sicuramente la possibilità che daremo agli amatori di iscriversi e di provare poi i prodotti tipici del territorio, perché in Diesel Farm si assaggeranno i vini loro, si mangeranno, ci sarà l'hamburger in cima, poi alla fine ci sarà il pasta party. Ecco, sarà una giornata di festa per gli amanti del pedale, della bicicletta, da condividere con tutti gli altri. E poi passiamo un po' alla Venet2Go, che è stata la mia idea iniziale, era il sogno che avevo di riuscire a far vedere tutto quello che di bello abbiamo in Veneto. Siamo partiti su diverse località iniziali, abbiamo avuto Venezia come primo anno, siamo stati su Treviso, abbiamo fatto Belluno l'anno scorso con Mel, un piccolo borgo in provincia di Belluno. Quest'anno invece ci siamo spostati su Soave, dove ringrazio l'amministrazione con Matteo Pressi, che ci ha creduto fin da subito. Quando gli abbiamo proposto la cosa è piaciuta subito, e anche lui come Germano è uno di quelli che si sta dando veramente tanto da fare per trovare le risorse per far sì che questo evento si possa realizzare nel miglior modo possibile.
Passeremo poi sulla parte tutta quanta quella del veronese, sull'Onigo, anzi scusatemi, faccio un'introduzione sull'Onigo che l'ho saltata prima per quanto riguarda il Giro del Veneto. L'amministrazione di Lonigo ha fortemente voluto il traguardo volante dedicato a Davide Rebellin. Scusate che l'ho dimenticato prima, oggi non possono essere qua perché purtroppo sapete abbiamo cambiato all'ultimo, però il sindaco ci teneva veramente tanto a ricordare Davide e addirittura abbiamo fatto un cambio di strada per passare proprio davanti a casa di Davide, ci sembrava la cosa più bella per onorare la memoria sua. Per quanto riguarda il Giro, la Veneto Classic, passeremo poi sulla zona di Sandrigo, che fondamentalmente ho avuto l'onore quest'anno di riuscire a mettere in mezzo, che è la mia città natale, il mio paese natale. Ci tenevo tanto, grazie all'amministrazione che si è spesa subito per far sì che tutto questo sia possibile, e devo dire mi ha fatto veramente rendere orgoglioso di aver rappresentato per anni il mio paese in tutto il mondo, però quest'anno riusciamo a far passare la corsa da lì e per me è un motivo d'orgoglio con tutti i miei concittadini o paesani, come vogliamo chiamarli. Quindi un grazie all'amministrazione che da subito mi ha dato via libera, mi ha detto di sì. Passeremo poi per Cartigliano, come dicevo prima Germano è coinvolto a 360 gradi anche su Veneto Classic, ha fatto sì che passassimo da Cartigliano, e poi cominceremo a fare le solite salite, come vi ho detto prima. Ci saranno i 2 giri della Rosina, ci saranno 5 giri sulla Tisa quest'anno, perché comunque, come ne parlavamo prima, raccoglierà tantissima gente, e l'idea nostra è di far sì che possa diventare quello che nelle Fiandre sono riusciti a fare col Giro del Fiandre, con il Quaremont, con il Patersberg, con tutte queste salite dove riempiono di gente. Noi un po' alla volta sappiamo benissimo che non siamo il Giro delle Fiandre, ma l'idea è quella di un po' alla volta far vivere sempre di più questo evento che per noi è importante. Quindi si partirà da Soave, si finirà poi con Diesel Farm, con Trassoarda, e si finirà su Bassano, che Bassano insieme a Cittadella fa parte del nostro gruppo, diciamo, della nostra famiglia fin dall'inizio. C'è stato un cambio di amministrazione, ma Nicola Finco, che oggi non c'è, ed è rappresentato qui da Luca Faccio, che seguirà un po' la parte sport insieme all'assessore Mariano Scotton. Loro hanno sempre fatto parte fin dall'inizio dal progetto del campionato italiano, quindi sono stati ben contenti di continuare il progetto che c'è stato fin dall'inizio. Io penso che questa diventi veramente una classica, non perché era un'idea mia, ma perché comunque il territorio ce lo permette di farlo, una classica che veramente è un qualcosa di stupendo. Ci sono le migliori squadre al mondo su tutti gli eventi di Ride the Dreamland. Siamo riusciti, nonostante la data sia veramente a mio avviso, non dico un disastro, ma è troppo in là con il tempo, ma non c'è spazio sul calendario. Stiamo provando con l'UCI a cercare una data sui primi di settembre, ma è veramente complesso perché ci sono tantissime gare in tutto il mondo, e quello che non vuol fare l'UCI è di sovrapporle una con l'altra. Però da parte di tutte le squadre dei corridori che hanno partecipato c'è grosso entusiasmo, perché comunque abbiamo cercato di fare veramente una classica che non c'è, perché comunque siamo riusciti ad unire le strade italiane con l'asfalto al pavé della Tisa, che grazie all'amministrazione che nel 2020 mi ha chiesto di inserirla, io ne sto approfittando sempre di più. Quest'anno i giri saranno 5, quindi 6 passaggi anche da parte della Tisa, e quindi per il pubblico sarà motivo di spettacolo vero vederli sulle pietre come nelle grandi corse del nord. Poi ci sarà lo sterrato di Diesel Farm, che diventa sempre la chiave fondamentale per poter vincere la Veneto Classic, il finale con Trassoarda, e poi l'arrivo che secondo me è veramente meraviglioso su Piazza della Libertà in centro a Bassano, che è una cornice veramente fantastica. Quindi io volevo ringraziare tutte le amministrazioni, vorrei far dire 2 parole. Cominciamo dal percorso, quindi all'amministrazione di Sandrigo per il passaggio, poi Colceresa e poi Bassano. Buongiorno a tutti, grazie a Filippo Pozzato per aver coinvolto anche Sandrigo, e quindi direi che per fare in modo da assessore al turismo e alla promozione del territorio, affinché Sandrigo non sia solo terra di baccalà, l'occasione ovviamente era quella di portare
Veneto Classic sulle vie di Sandrigo, sulle vie del centro di Sandrigo, ecco, che è un territorio, insomma, questa competizione dà la possibilità, come diceva giustamente il presidente Ciambetti poc'anzi, di mettere in risalto anche quelle piccole e medie realtà come appunto il comune di Sandrigo, e una gara ciclistica assolutamente dà questa possibilità, e Veneto Classic assolutamente dà questa possibilità anche al comune di Sandrigo. Bene, grazie ancora a Filippo Pozzato e all'organizzazione dell'evento, grazie. Grazie a voi. Prima di far salire Colceresa volevo richiamare Germano, perché anche su Veneto Classic abbiamo una cosa importante, il traguardo volante che faremo a 9, e ci tengo che sia Germano a dirlo, perché è una cosa che ha a cuore e penso sia anche lì il minimo che possiamo fare, quindi lascio presentarla a lui. Sì, grazie. È una cosa importante perché l'anno scorso purtroppo siamo stati toccati da un brutto lutto, la morte del giovane Jacopo Venzo a Giro dell'Austria Juniores. L'anno scorso, durante l'ultimo saluto, io e il sindaco di Nove avevamo promesso che avremmo organizzato un qualcosa per ricordarlo. A Cartigliano quest'anno c'è stata la partenza del Giro del Veneto Juniores, è il primo trofeo Jacopo Venzo, e adesso ci sarà il traguardo volante proprio in suo onore, che verrà fatto vicino, proprio a fianco del cimitero di Nove, dove riposa appunto Jacopo. È un segnale importante che vogliamo dare a tutto il ciclismo giovanile, ma soprattutto alla famiglia di Jacopo, perché pensate a voi, perdere un figlio grazie alla propria passione non è cosa da poco. Basta, non dico altro perché mi emoziono ogni volta che ne sento parlare. Grazie. Grazie Germano. Enrico, se vuoi venire per Colceresa, sindaco di Colceresa. Buongiorno a tutti e grazie ovviamente a Pippo Pozzato per l'invito. Un ringraziamento al presidente Ciambetti per aver messo a disposizione questa sala stampa. Colceresa è con PP Sportivens ormai dal 2020, dai campionati italiani di ciclismo, dove grazie all'impegno, e devo dire, qui devo fare il primo ringraziamento al mio ormai ex vice sindaco, perché adesso non è stato riconfermato, meglio non si era ricandidato, Matteo Sellaro, che ha voluto fortemente collaborare insieme all'organizzazione per celebrare quella che per noi è la salita dell'Attisa, è un piccolo pezzo di sentiero che però sta diventando negli anni sempre più un punto di riferimento per il ciclismo. Okay? Prima stavo ragionando su quello che abbiamo sul territorio. Pensiamo ai svariati chilometri di strade bianche che abbiamo nell'altopiano di Asiago o altopiano di 7 comuni, nel lungo Brenta, lungo tutti i nostri fiumi. Se tutti lavoriamo, come ha detto anche Germano, se tutti in qualche maniera diamo una mano nella stessa direzione, ne giova tutto il territorio. Ne giova il centro di Bassano, ne giova il turismo di Asiago, ne giova il turismo fluviale e giova anche ai nostri percorsi. Noi stiamo lavorando tantissimo sul recupero e sulla valorizzazione dei nostri percorsi ciclo-pedonabili. E questo è un tassello che vogliamo continuare a portare avanti. È ovvio che il cammino spesso non è sempre lineare, non tutto va sempre come noi desideriamo, però in qualche maniera noi amministratori dobbiamo esserci. Io ringrazio Filippo per aver inserito un altro Giro dell'Attisa, perché di fatto se analizziamo quante edizioni sono state fatte da Veneto Classic, vuol dire che hai aggiunto ogni anno un giro in più. Poi ha detto una cosa che secondo me non è vera, che gli amatori non vedo l'ora di fare l'Attisa. Secondo me all'inizio dico vabbè che bello, facciamo l'Attisa come i professionisti. Quando invece sono arrivati in cima dico però forse se cambiavo strada era meglio. No, sono 300 metri, però credetemi sono veramente difficili da fare. Grazie ancora di cuore per l'organizzazione, ci vediamo ovviamente nella settimana più importante del ciclismo a livello regionale. Grazie. Grazie a voi. E poi chiamo Luca Faccio, che rappresenta un po' il sindaco di Bassano, Nicola Finco, che oggi non ha potuto esserci, ma lui segue un po' con la delega allo sport, segue un po' tutto, quindi lui faceva parte del team anche nel 2020, quindi quando abbiamo fatto il primo campionato italiano, quindi lascio la parola a lui e ringrazio l'amministrazione di Bassano per essere
sempre presente anche sul cambio di guardia. Ecco. Grazie Filippo, per me è un immenso piacere essere qui oggi da appassionato di ciclismo e in veste di rappresentante del comune di Bassano. Vi porto i saluti del sindaco Nicola Finco e di tutta l'amministrazione. Sì, come ha detto Filippo, ho avuto il piacere di far parte del suo team e poi per altre vicissitudini di famiglia e altre cose non sono più potuto far parte del suo gruppo. Per noi è un piacere ricevere l'arrivo della Veneto Classic anche quest'anno, nonostante insomma le varie difficoltà economiche, perché purtroppo lo possiamo tranquillamente dire senza nasconderci che insomma, è sempre più difficile reperire fondi e pertanto in qualche modo ci riusciamo, insomma, ecco, dai, riusciamo a portarlo all'arrivo, siamo felici di questo e da appassionato di ciclismo appunto mi impegnerò per continuare a fare, insomma, portare grandi eventi a Bassano. Stanno nascendo delle nuove realtà e Bassano crede nel ciclismo, vuole far diventare la città, insomma, crede nel ciclismo, quindi vuole far diventare importante il ciclismo per Bassano e basta, non aggiungo altro, vi ringrazio. Grazie a voi. Sì, Bassano ha delle realtà nuove che stanno nascendo e come detto prima c'è un locale improntato sul ciclismo, un po' quello che si vuol fare è far diventare Bassano un po' la città del ciclismo. L'importante è che le istituzioni ci credino veramente, perché comunque noi abbiamo bisogno di investimenti da parte delle istituzioni, che è la cosa più importante. Poi noi come privati cerchiamo di metterci il nostro, tra idee e fantasia ne abbiamo tantissimi, mancano sempre i fondi, ma insomma in qualche maniera riusciamo a fare sempre, siamo riusciti a fare delle belle cose. Io ci tenevo a dire due o tre cose nuove. Io intanto ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno permesso in questi anni di andare avanti. Abbiamo un main sponsor come Credit Agricole che investe molto sul ciclismo, che io ringrazio. Abbiamo Ferrovie con Trenitalia regionale, che per noi è a bordo già da due anni e sarà a bordo anche per i prossimi 2. Abbiamo una grossa novità, siamo riusciti a chiudere con Enel e quest'anno alla Veneto Classic esordirà anche come sponsor Enel. Per noi è motivo di orgoglio avere degli sponsor, dei partner così importanti e istituzionali come loro, perché vuol dire che l'evento sta crescendo sempre di più e come diceva prima il Presidente Ciambetti, quest'anno siamo riusciti a portare entrambe le gare, sia Giro del Veneto sia Veneto Classic, su Rai 2, quindi per noi a differenza magari delle altre corse che ci sono in Italia, siamo in pochi ad avere l'opportunità, la fortuna di andare su Rai 2 in diretta, quindi per noi è un qualcosa di veramente, veramente importante. Un'ora e mezza di diretta su Rai 2 vuol dire molto sia per i territori, perché si riesce a dare visibilità, e poi vuol dire tanto per gli sponsor che comunque stanno investendo molto su di noi e ci credono, quindi penso che questa sia una cosa importante. Tra l'altro il Presidente Ciambetti è anche vicepresidente vicario di Lega Ciclismo e insieme al Presidente Pella sono riusciti a chiudere un bellissimo accordo con il Ministero dello Sport, con Sport e Salute, e quindi da domenica scorso le corse che si svolgeranno in Italia, quindi Giro dell'Emilia, ci sarà poi Tre Valli Varesine, Giro del Veneto e Gran Piemonte saranno all'interno della Coppa delle Regioni, che è una novità che viene quest'anno grazie all'impegno della Lega Ciclismo, quindi ecco, noi siamo ben contenti di fare come prova pilota sul 2024 per poi partire con tutte le corse italiane per il 2025 con questo progetto che la Lega Ciclismo ha portato, e ringrazio per questo, perché comunque stanno lavorando dopo tutte le problematiche che abbiamo avuto con il commissariamento della Lega precedente, siamo riusciti a portare a casa un qualcosa di estremamente importante, che forse è storico, non c'è mai stato fino ad ora. Quindi grazie al lavoro che hanno svolto loro come Lega, per il supporto che ci stanno dando, perché per noi organizzatori è un qualcosa di molto importante. Che dire, vi aspettiamo tutti quanti all'Europeo Gravel il 13 di ottobre per questo bellissimo grande evento della regione, e ecco, oggi siamo qui nel Consiglio regionale del Veneto. Penso che un ringraziamento doveroso va al Presidente Luca Zaia, che oggi non ha potuto esserci, ma ci crede in questo progetto fin dall'inizio, è sempre stato il primo
il primo partner fin dall'inizio, senza di loro non saremmo mai partiti, quindi io non mi stancherò mai di ringraziarli, non perché siamo qui oggi, ma come dico sempre, il Presidente Zaia ci ha creduto fin da subito, ci crede molto nel ciclismo, con Giro d'Italia, Ride the Dreamland, poi con il Mondiale Gravel, quest'anno con l'Europeo, diciamo che è sempre stato un passo avanti sulla promozione del territorio con il ciclismo, quindi un ringraziamento a loro e a tutte le istituzioni che sono qua, perché senza di voi non riusciremo a fare quello che facciamo. Quindi grazie a tutti, vi aspettiamo ad Asiago, a Vicenza per l'arrivo del Giro del Veneto, a Cartigliano con la Serenissima, con la Venet2Go per tutti gli appassionati veneti e non solo, perché comunque abbiamo la fortuna di avere dei brasiliani, degli americani, degli asiatici anche quest'anno come l'anno scorso. Questo è una cosa che è l'obiettivo da raggiungere, portare l'internazionalità all'interno della regione Veneto, e poi a Bassano con Veneto Classi per il gran finale di stagione, perché è l'ultima corsa italiana del calendario mondiale. Quindi grazie mille a tutti e vi aspetto sulla strada del Veneto.